Benvenuti su Televignole. Io sono Paola Malcotti e oggi, su richiesta del professor Cornelius, vorrei parlarvi di importanti ritrovamenti archeologici nella zona delle palafitte della Valle di Ledro. È zona di mia competenza per questi e per altri reportage. E dunque vi dicevo, ci sono state nei giorni scorsi clamorose scoperte durante le ricerche che da anni si svolgono nell'area archeologica delle palafitte ledrensi, peraltro recentemente dichiarate patrimonio dell'UNESCO. In particolare si tratta di antichissimi reperti che confermerebbero la presenza nell'Alto Garda di una civiltà simile a quella dei Maya. Ma soprattutto si tratta di una sorta di chiave di volta per quanti finora hanno indicato nel periodo romano l'avvio di attività intellettuali e forme evolutive in tutti i settori in questa zona prealpina. Nei pressi delle palafitte sono state ritrovate infatti monete, monili, corredi funebri, armi e suppellettili domestiche, tutte marchiate con una grande V. Gli esperti, venuti anche da Roma, in un primo tempo hanno ipotizzato si trattasse di una dicitura temporale, ovvero che gli oggetti in questione risalissero al V secolo d.C. L'elemento che ha annullato senza ombra di dubbio quest'idea è in realtà un altro reperto, ovvero il prototipo di un Commodore 66. Sì, proprio uno dei primi computer dell'era moderna, contenente in dialetto trentino arcaico una serie di file che hanno fatto luce su questa antica e evoluta civiltà. Si tratta dei Vignolesi, arrivati a quanto pare nell'Alto Garda a bordo di primitive navicelle spaziali a propulsione letaminica. Pare si trattasse del lungimirante sfruttamento di sterco e gas intestinali. Insediatisi a ridosso del Monte Velo, nella piana dell'Oltresarca, i Vignolesi avrebbero colonizzato ben presto gli altri popoli indigeni, insegnando loro a scrivere, leggere, far di conto e creando le prime istituzioni democratiche, laddove c'erano soltanto tribù dedite all'agricoltura e alla pastorizia. Tra i file analizzati, anche avveniristici progetti riguardanti un tunnel tra l'Alto Garda e la zona delle antiche querce, quindi grandi arene per spettacoli e imponenti castelli. Una civiltà, quella dei Vignolesi, che ha dovuto fare purtroppo i conti con saccheggi, distruzioni, carestie ed epidemie nel periodo più funesto della sua storia. Quella che coincide con l'incredibile arroganza da parte dei popoli dei Rivani e degli Arcensi. Pur aiutati nel loro sviluppo dalla estrema magnanimità dei Vignolesi, queste genti che occupavano il resto dell'Alto Garda decisero infatti di allearsi prima con i veneziani, poi con i francesi, per distruggere il Principato di Vignole e la contea di Oltresarca. Non contenti, gli Arcensi decisero anche di assoggettare i Vignolesi al loro comune e sparsero poi sale sulle strade di Oltresarca, anche se non aveva nevicato. Ecco, per oggi è tutto. Nelle prossime puntate altre clamorose rivelazioni sull'antica civiltà dei Vignolesi. Arrivederci.